Buon pomeriggio a tutti, ben trovati su Tele4 con Trieste in diretta, pomeriggio che in questa prima parte passiamo in compagnia di Maurizio De Marco, uno degli organizzatori della Mitteleuropean Race di quest'anno e anche degli anni passati. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi e grazie a Tele4 per l'ospitalità che ci date. Siamo molto felici di essere presenti e sempre con la vostra attenzione nei nostri confronti. Andiamo anche a descrivere proprio quella che è l'organizzazione della Mitteleuropean Race, che ogni anno sempre di più sta riscuotendo un importante successo. La conferenza di presentazione mercoledì che darà proprio il via anche alla possibilità di scoprire di più sull'evento, su come è organizzato e su come si svolgerà. Partiamo proprio dall'edizione di quest'anno. Diamo intanto le informazioni più importanti per quanto riguarda la manifestazione, poi magari andiamo dentro anche all'organizzazione nel suo complesso. Certo. Allora, la Mitteleuropean Race quest'anno è cresciuta e sta crescendo sempre di più di anno in anno. Quest'anno siamo stati anche insigniti del titolo, diciamo, di campionato italiano grandi eventi per le vetture moderne. E difatti avremo anche parecchie vetture moderne, Ferrari, Porsche, Lamborghini, che parteciperanno all'evento. E poi siamo sempre una gara di regolarità super classica, che diciamo è l'evento maggiore su questa tipologia di manifestazioni. E noi anche quest'anno faremo un percorso lungo tutte le strade della regione praticamente, e il percorso si snoderà verso Grado, verso Palmanova, Strassoldo, andremo a Fagagna, andremo al Castello di Susans, a Gemona, Montenars, Nimis, Cividale, Butrio, insomma. Il percorso è molto articolato, è molto lungo anche, sarà anche uno stress abbastanza importante per i concorrenti, perché ci saranno la prima giornata circa 340 km di gara proprio, mentre la seconda sono 250 km di gara. Nella seconda giornata andremo parecchio in Slovenia, faremo un lungo percorso in Slovenia, e ci fermeremo anche in piazza Transalpina, dove saremo accolti dalle autorità sia dal sindaco Ziberna che dal vice sindaco di Nova Gorica, perché il sindaco era impegnato in altre manifestazioni, per cui ci sarà un bel evento. Ecco, credo che tutti quanti, se saranno presenti in Piazza Unità d'Italia, si accorgeranno del livello molto alto di tutte le vetture anche partecipanti. Infatti anche i partecipanti, volevo fare un focus anche su questo, perché provengono anche da altri paesi, perché hanno il richiamo di una manifestazione di questo tipo che è abbastanza particolare, non è che ce ne siano tante in giro. Ma in regione non ce n'è neanche una. Diciamo che anche negli altri paesi intendo, no? Ma nei paesi circondanti sì, no, non tanto. Diciamo qualcosa c'è in Austria di gare importanti, ma diciamo la nostra è una manifestazione che si svolge, diciamo che è una manifestazione tipo la Mille Miglia, molto in piccolo, non riusciremo mai ad avere quel nome della Mille Miglia, per cui però insomma ci tentiamo, abbiamo molto entusiasmo, lo facciamo sempre con molta verve, molta disponibilità di tempo, anche di soldi. Certo, ma insomma... chiaro. Senta De Marco, come si prepara un evento di questa portata? Quali sono secondo lei le sfide più grandi da parte di chi organizza? Ma allora, diciamo che la gara praticamente finita a fine maggio, già i primi di settembre siamo già operativi per l'organizzazione di tutto l'evento. Il nostro fondamentalmente è sempre stato un progetto di marketing territoriale, dove noi volevamo far conoscere a gente di fuori regione le bellezze della nostra regione. E questo l'ha capito anche la regione stessa, e ci ha insignito anche del marchio Io sono FVG, che noi portiamo con grande orgoglio, esatto. Per cui l'organizzazione parte già a settembre, e dove andiamo a cercare le location più esclusive, più belle, i particolari, gli scorci più belli della regione, per far vedere a queste persone che vengono, ripeto, da fuori regione, ma anche abbiamo 3 concorrenti dagli Stati Uniti, abbiamo un concorrente dall'Argentina, dal Belgio, che tra parentesi il concorrente belga
è quello che ha vinto gli ultimi 2 Rally di Monte Carlo, per cui è un concorrente molto quotato. Molto quotato. Per cui diciamo l'organizzazione è molto impegnativa. Noi siamo 3 appassionati, Riccardo Novacco e Susanna Serri, e il sottoscritto, per cui portiamo avanti tutto questo discorso veramente con passione, ecco, più che altro con passione. La scelta del tracciato è, diciamo, vincolata al paesaggio, c'è tanta componente anche di strada, cioè l'impegno che deve avere poi il pilota e la sua auto a percorrere una determinata strada rispetto a un'altra, no? Ma allora, la ricerca del percorso è un percorso fondamentalmente che deve essere focalizzato alle location e ai luoghi più belli del Friuli Venezia Giulia, però non andando sulle strade principali, sulle strade secondarie. E difatti il nostro lavoro inizia appunto a settembre, ma anche prima, perché dobbiamo già avere delle idee dove andare, dove portarli, perché ogni anno variamo il percorso, certo. Cioè il percorso non è mai lo stesso, e questo per esempio su tante altre manifestazioni il percorso viene ripetuto ogni anno, è molto più semplice anche per l'organizzazione. Per noi no, perché abbiamo questo pallino, diciamo, di voler far conoscere la regione. Però come dicevamo prima, alcune strade si sposano meglio con quello che è magari l'ambiente e il panorama, altre peggio, no? Certo, cioè, ci sono magari belle strade con un cattivo panorama. Esatto. Bisogna fare una scelta in qualche maniera. Sì, bisogna fare una scelta tenendo presente che comunque noi facciamo una gara, anche se è una gara di regolarità con media al di sotto dei 40 km/h, quindi in totale sicurezza, le strade sono aperte al traffico, non sono strade, non c'è nessun rischio per la gente, per nessun rischio di nessun genere. I concorrenti viaggiano secondo le norme del codice della strada, anzi se per caso dovessero fare qualche infrazione grossa vengono squalificati immediatamente. Ma questo non succede, non succede perché sono tutti gente che sanno cosa fanno e sono praticamente, non dico professionisti, perché qual è il profilo tipo di chi partecipa alla Mitteleuropean Race? Ma il profilo tipico è dell'imprenditore, l'industriale che ha la macchina storica, che vuole cimentarsi in qualche cosa avendo la passione per le vetture storiche e soprattutto avendo la cura di non dover massacrare l'autovettura. L'autovettura deve essere sempre rispettata al massimo. Quindi diciamo è una competizione dove si vuole bene all'auto, non si tira, non la si tira fino a usurarla. No, non è un rally e quindi di conseguenza e anche una velocità in salita, e quindi di conseguenza c'è il massimo rispetto per l'autovettura. Senta Marco, com'è cambiata la manifestazione negli anni in termini di partecipazione e organizzazione? Ma in termini di organizzazione è rimasta la stessa, perché siamo sempre noi 3 che organizziamo. In termini di partecipazione, diciamo, purtroppo Trieste è considerata dalla maggior parte delle persone non residenti lontana e quindi fanno molta fatica a prendere, venire da Milano, da Brescia, da Bologna, indifferente, fino a Trieste, perché intorno a queste città qua ci sono decine di gare automobilistiche di questo tipo e quindi loro preferiscono stare vicino a casa. Però sono molto attratti dalla regione, molto attratti dalla possibilità di partire da Piazza Unità d'Italia, molto attratti dagli hotel che gli offriamo, cioè diciamo che c'è un interesse per la regione, vengono soprattutto per quello. E la gara, come abbiamo detto, attraversa anche diversi territori di diversi paesi. Questo gioca a favore, diciamo, di tutti coloro i quali hanno l'intenzione di promuovere, no, il proprio territorio, vedi la Slovenia e i paesi vicini, quindi immagino, le domando, ci sarà un apporto da parte loro anche per aiutarvi a agevolare tutto, oppure no? Più no di sì, anzi. Cioè dovrebbe essere una specie di autopromozione, no? Guardi, diciamo che sì, dovrebbe essere un'autopromozione, ma forse non capiscono la portata. Forse non è chiaro il messaggio. Non è chiaro il messaggio. Vi faccio solo un esempio, per esempio
Domenica abbiamo fatto un'ispezione su un tratto di percorso, su una strada secondaria, e ci siamo accorti che sono caduti degli alberi sulla strada e il comune non aveva nessuna intenzione di spostare questi alberi e tagliare questi alberi. Abbiamo dovuto mandare una squadra oggi, che ringrazio anche pubblicamente, per poter tagliare gli alberi e far sì che noi riuscissimo a finire il percorso. Ecco. Ok, quindi c'è una sensibilità solo di alcuni? C'è una sensibilità relativa, dopo c'è il comune di Gemona invece che ci ha aiutato, è stato molto gentile il sindaco, molto disponibile, per cui... Chi gareggia? Ci sono, immagino, anche persone che vengono da diversi anni affezionati e che quindi si ripresentano. Queste persone, come tutte le altre, fanno una sorta di preparazione alla gara o sono, come diceva lei, più persone che vengono solo per quello, senza avere, diciamo, essere inserite in un circuito di gare in giro per il paese? Guardi, proprio oggi mi ha chiamato il concorrente argentino, mi ha chiesto quando parte la Bisarca da Brescia, perché c'è la macchina lì, e gli ho detto che parte domani. E mi fa, ma allora non riesco ad allenarmi, come faccio? Perché c'è gente anche che si allena, non dico ogni giorno, ma insomma 2 o 3 volte alla settimana. Cioè la specialità non è una cosa banale, è una cosa dove ci vuole tanta concentrazione, tanta attenzione, riuscire a calibrare il passaggio al centesimo di secondo, garantisco, è molto difficile. Ma c'è gente molto brava che ha senso del ritmo, ha senso sa come schiacciare l'acceleratore, come schiacciare il freno, come cambiare le marce, è gente molto molto brava. Quali sono in qualche modo i feedback di chi partecipa magari per la prima volta e dopo vi ritorna qualcosa in termini di commento? Ma i feedback fino adesso li abbiamo avuti entusiasti da parte di tutti, proprio, cioè, se sentite le interviste degli scorsi anni da parte dei concorrenti che arrivavano sulla pedana di arrivo, erano tutti entusiasti, e difatti è questo che ci fa ancora andare avanti, che ci dà senso e forza per andare avanti. Mi diceva prima che ci sono anche, diciamo, iniziative collaterali legate alla gara, no? Sì, quest'anno sarà molto interessante perché abbiamo parecchie novità. E queste novità sono, a parte il concorso d'eleganza Città di Trieste, che ormai è già la quinta edizione, dove ci saranno esposte una trentina di vetture di altissimo livello che verranno giudicate da una giuria che poi dopo deciderà qual è la vettura più importante, più bella, più ben restaurata, che è un'altra cosa rispetto a quello che facciamo noi, però fa parte della nostra organizzazione. La nostra associazione, diciamo, è l'organizzatore anche di questa parte del concorso d'eleganza. Poi dopo quest'anno invece ci sarà un progetto molto importante portato avanti dall'Automobile Club di Trieste, e fondamentalmente l'Automobile Club di Trieste col suo patrocinio e con la Trieste 4 Safety FVG. È un progetto molto, molto importante, di 3 giornate dedicate alla sicurezza stradale, dove diciamo che viene posto il problema, diciamo, che tutti quanti pensano quando vanno per strada che la colpa sia sempre degli altri, no? Mentre difatti lo slogan di questa manifestazione è: se il problema fossi tu, ecco, se il pericolo fossi tu. E quindi di conseguenza ci saranno tutta una serie di dimostrazioni, ci sarà anche un simulatore di guida molto, molto importante che darà la possibilità a chi vorrà cimentarsi di capire come i propri sensi vengono alterati per esempio dall'utilizzo di un po' di alcol. E quindi c'è tipo una specie di visore che permette di avere questa immagine un po' barcollante. Esatto. E poi diciamo ci saranno anche 3 gazebo posizionati in Piazza Unità d'Italia, con la collaborazione dell'autoscuola Bisiac, della Polizia Stradale e della Polizia Comunale. Verranno fatte tutte
delle conferenze anche per chi vorrà partecipare, anzi ci teniamo in modo particolare che ci sia una presenza massiccia di gente che volerà capire cosa vuol dire la sicurezza stradale. Ecco, magari le scuole anche, no? In primis, che esatto, possono esatto. in pieno centro Esatto. avere più informazioni didattiche sull'uso Esatto. consapevole di un mezzo, che sia 2 o 4 ruote, no? Intendiamoci. Certo. Poi, e novità invece di quest'anno, che questo sarà il primo anno, abbiamo organizzato un concorso fotografico, la nostra collaboratrice, diciamo, la nostra socia Susanna Serri con Orizzonti Fotografici, e ha organizzato un concorso aperto a tutti senza nessun costo per i partecipanti, un concorso fotografico sulle più belle immagini della Mitel European Race che potranno essere colte sia in Piazza Unità e anche lungo il percorso. Dopo ci sarà una giuria che deciderà poi la fotografia vincitrice. mi tolgo una curiosità, c'è qualche auto che l'ha particolarmente colpita nelle edizioni? Ma guardi, Qualcosa quest'anno abbiamo una vettura straordinaria, ma più di una, ma una vettura veramente straordinaria che è una Maserati A6 CGS del 1954, è una vettura che è stata costruita in 59 esemplari, credo che vivi ce ne saranno una trentina, una quarantina, non di più, che era una macchina che ha partecipato anche a numerose edizioni della Trieste Opicina e che sarà presente e che farà tutto il giro lungo tutto il percorso. Poi avremo una Bugatti 37 Grand Prix, una macchina stupenda, avremo una LaSalle del 1929, una OM del 1930 se non ricordo male, una Amilcar del 25, Però. L'Amilcar del 25 è una vettura che ha partecipato praticamente quasi a tutte le edizioni della Mitel European Race, quindi siamo felici per la qualità delle vetture presenti. Avremo anche una bomba, una Renault 5 Maxi Turbo, nuovissima, bellissima, veramente, che anzi sarà uno spettacolo vederla perché è una macchina stradale, non una macchina da corsa, ma una macchina veramente molto molto bella. Sono rimasto allibito quando l'ho vista. Poi di solito hanno anche colori sgargianti, no? Arancioni, gialle, azzurre, abbiamo visto prima dei video, guardiamone ancora un po', chiedo alla regia, queste sono le immagini delle scorse edizioni. Questa è una Lancia Lambda del 1925, è una delle prime costruite, che ha partecipato lo scorso anno, purtroppo sfortunato perché ha dovuto ritirarsi perché ha rotto il cambio. Ecco, questa qua che vedete, questa è lo sponsor, no? Questa è una Lancia Lambda Casaro, è macchina vincente soprattutto nelle grandi manifestazioni importanti tipo la 1000 miglia. Questa è una Porsche 356 Speedster. Queste erano tutta la squadra americana presente. Ma loro hanno le auto in Italia però, o se le trasferiscono? Sì, no, quasi tutti hanno le macchine in Italia perché partecipano poi dopo alla 1000 miglia. Qua la Mitel Europea è considerata anche un allenamento per la 1000 miglia. E poi abbiamo visto anche nelle ferme immagini un'altra auto. Sì. Ecco qua, così ce le ferma una Porsche, questa qui se non sbaglio. La Porsche Speedster, ecco questa qua è no, quella precedente era una Seat Dyna, mentre questa è un Alfa Romeo 1750 Grand Sport. Questa mi pare un po' moderna. Sì, quella invece è una di quelle macchine moderne che parteciperanno alle... Ecco, quindi in questa edizione ci sarà il connubio fra moderno e vintage. Esatto. Okay. Questo in modo particolare, perché l'anno scorso anche avevamo qualcosa, ma quest'anno, essendo campionato italiano, grandi eventi per le vetture moderne, ci sarà presente tutto il Ferrari Club Italia, che hanno 11 macchine se non ricordo male, per cui sarà da divertirsi. Qua siamo a Gorizia. E quali sono le anche caratteristiche che contraddistinguono, prima abbiamo detto del profilo del pilota, le auto le abbiamo viste fra il moderno e l'antico, c'è però anche una componente emotiva dietro a tutto questo, cioè collezionisti, imprenditori che, come diceva lei, sono appassionati, ma magari sono anche hanno investito a riguardo, cioè sul settore dei motori, magari girano attorno al settore, ecco, no? No, allora diciamo che ognuno
ha le proprie passioni, no? C'è chi è appassionato per la Ferrari, chi è appassionato per la Porsche, sì, chi è dopo appassionato... c'è la nicchia, sì. Ci sono delle varie nicchie, ognuno ha le proprie preferenze. Diciamo che ognuno sceglie la macchina in base fondamentalmente a questo. Però dopo, quando si immerge nello sport, della parte sportiva, allora va a scegliere una macchina molto performante. Macchina performante non vuol dire potenza, questo è relativo. Diciamo che la macchina performante è quella vettura che ha la possibilità in accelerazione di rispondere subito ai comandi del pilota. Deve accelerare e deve poter frenare in maniera molto precisa, molto pulita. E quindi ci sono certe vetture che hanno queste caratteristiche, altre un po' meno. Le ho viste anche leggere, cioè non sono auto pesanti, sono auto molto leggere. Sono macchine leggere, diciamo che non hanno tutti i sistemi di sicurezza che ci sono oggi naturalmente, però sono macchine, diciamo, anche prestazionali, perché non so, uno va a scegliersi una Triumph TR2, TR3, sono macchine che comunque vanno una bella velocità, però frenano, stanno bene in strada. E poi diciamo, il bello della vettura storica è che sei tu che la guidi, non ci sono sistemi elettronici. Sì, è tutto analogico. Allora, è chiaro che chi deve lavorare deve avere una macchina moderna, una macchina dove ci può spostarsi, Trieste, Milano, Bologna, differente, sempre in sicurezza, in autostrada, eccetera. Chi ha la passione della guida si compra una macchina storica e si va a fare il giretto con la macchina storica, e vi garantisco che girare con una macchina storica è emozionante. È tutta un'altra cosa. Però lo sport oggi non va in questa direzione. Se guardiamo banalmente, dico banalmente, non vorrei sfidare un tabù, ma alla Formula 1 c'è molta più elettronica che... Poi l'abilità del pilota conta, però una volta era diverso, insomma. No. Assolutamente, se guardiamo i filmati di qualche Gran Premio di anni fa, bisogna andare troppo indietro. C'è un abisso rispetto ad oggi, no? Oggi se lei guarda il pilota di Formula 1 c'è lo sterzo, tiene in mano lo sterzo, non c'è una vibrazione, non c'è niente, deve solo correggere leggermente. Diciamo che una volta era tutto un controsterzo, chiaro. Il volante vibrava, quando la macchina frenava partiva da tutte le parti, oggi questa roba qua non c'è più. No? Certo. Anche nel Gran Turismo è così? Sì, Okay. Sì, ormai l'elettronica ha fatto passi da gigante, e quindi la fa da padrona. Andiamo ai riferimenti di quest'anno, cioè della partecipazione di quest'anno, anche quanti iscritti sono arrivati? Allora, sono arrivati praticamente 47 iscritti, più ci sono 4 vetture che parteciperanno, però non facendo la gara. Ok. E poi abbiamo 12 vetture che fanno la parte solo turistica, perché la nostra facciamo sia la parte sportiva che una parte turistica, quindi sono in tutto una 55 macchine, 57 macchine. E, niente, la manifestazione praticamente inizierà giovedì pomeriggio, dove ci sarà l'arrivo delle vetture, una alla volta, arriveranno in Piazza Unità, dove i concorrenti poi faranno le verifiche tecniche sportive delle singole vetture. C'è una commissione che se lo... Sì, abbiamo direttori di gara, segretari di manifestazioni, giudice unico, addetto ai concorrenti, cioè abbiamo un sacco di personaggi che gravitano intorno e che controllano tutto il perfetto svolgimento della manifestazione. Certo. E giovedì, diciamo, c'è solo l'arrivo delle vetture, che partiranno invece venerdì mattina, venerdì 30, partiranno alle 8:15, perché il viaggio, cioè il giro di venerdì è parecchio lungo e quindi dobbiamo farle partire abbastanza presto. Partiranno alle 8:15 per arrivare alle 7, circa alle 7 di sera in Piazza Unità d'Italia. Poi le macchine... Quindi fanno tutto un giro, come dicevo prima, fino a Maiano, fino a Fagagna, Gemona, buona parte del Friuli, c'è una buona parte del Friuli e anche del Goriziano, e poi rientreranno a Trieste verso le 7. Il giorno dopo, invece sabato, si parte alle 9:15 e si arriverà intorno alle 18. E questo abbiamo avuto purtroppo
una notizia che ci sarà una manifestazione purtroppo sulle rive, e quindi speriamo che riuscire che non vada a compromettere il nostro passaggio, la nostra riva. La manifestazione finisce sabato sera, però la domenica mattina alle 12 ci sarà la premiazione della macchina vincitrice del concorso d'eleganza Città di Trieste. Sempre in Piazza Unità. Sempre in Piazza Unità, sempre sul palco di partenza e arrivo, sarà una cosa molto bella e molto, molto qualificante. Se lei dovesse guardare a quelli che sono gli obiettivi della manifestazione per i prossimi anni, cosa le piacerebbe raggiungere come traguardo? Ma allora, innanzitutto un numero maggiore di vetture. Anche se le dico spaventa un po' l'organizzazione perché all'aumentare aumenta la mole di lavoro. E poi dopo il mio obiettivo sarebbe quello di fare un percorso mitteleuropeo, ma nel vero senso della parola, cioè di andare sia in Slovenia che in Austria e magari di tornare in Italia. Solo che diciamo che è abbastanza complicato, ci vogliono avere dei rapporti molto solidi con altre realtà, ecco, che stiamo cercando di portare avanti, però con difficoltà. Ecco. C'è un aneddoto, un momento che lei ricorda con un particolare piacere, anche magari proprio perché è stato singolare come episodio, in termini organizzativi o sportivi, ecco, del suo percorso con la Mittel European Race? Ma diciamo, io volevo fare un piccolo ricordo, sì, anche se mi prende sempre un po' di emozione. Se la sente, De Marco, non si preoccupi. Sì, no, volevo ricordare Luciano Viaro, che è stato un maestro per tutti noi e a cui noi dedicate l'organizzazione della Mittel European. Beh, bello perché da parte sua immagino che si affiancano moralmente anche Novacco e il resto dello staff proprio per dedicare questa manifestazione anche in ricordo di Viero. Dobbiamo andare in chiusura. Se dovesse lei dare un consiglio a chi vuole affrontare questa sfida per la prima volta, si presenta da lei un nuovo iscritto, che consiglio le dà su come approcciare più che gareggiare? Ma diciamo, quest'anno abbiamo 2 o 3 concorrenti che è la prima volta che partecipano, tra cui ci sarà un concorrente anche con una delta integrale bellissima, proprio bello. Martini, molto bella. Partecipa per la prima volta e sono entusiasti di capire come funziona il meccanismo, ecco, il termine giusto. E quindi noi siamo molto felici se qualcuno vuole avvicinarsi a questa specialità, perché ripeto, è una specialità sportiva, con poi dei risvolti anche di glamour, di tutto quello che vuole, insomma, ma diciamo che io la considero una specialità sportiva, dove conta molto il pilota, la testa del pilota, la concentrazione del pilota e del suo navigatore, perché senza il navigatore questa specialità non si può fare. Chiaro. E, insomma, io spererei veramente di portare tante, soprattutto i giovani che possono anche venire con macchine più moderne, perché adesso l'Automobile Club d'Italia ha allargato la possibilità di partecipare a vetture fino al 2000. Quindi qualsiasi vettura, che ne so, un Alfa 75, adesso mi viene in mente, o anche un Honda CRX, cioè macchine così, possono tranquillamente partecipare, che sono macchine che sarebbe, soprattutto con i giovani, perché i giovani... noi abbiamo voglia di avere ragazzi giovani che vogliono cimentarsi in questa cosa e ripeto, soprattutto per il rispetto anche che si porta nei confronti della vettura. Certo, con un connubio pilota e mezzo. Grazie De Marco. Grazie a voi, grazie dell'ospitalità. Grazie a lei, ci ha spiegato bene come funziona la Mittel European Race, abbiamo fatto anche qualche excursus per quanto riguarda le altre edizioni. Noi ci fermiamo qui, grazie ancora, buona organizzazione è tutto, grazie per averci seguito e noi ci rivedremo dopo la pubblicità.
Ben ritrovati con Trieste in diretta in compagnia di Livia Mabilino, presidente della Contrada. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Dunque, let's play, andiamo a presentare prego. Tre teatri al Sartorio, è un po' una scioglilingua devo dire, ma tre teatri al Sartorio. Esatto, un po' tante R. Tante R, tante T. Come si svolge? Qual è il tema portante? Mi diceva prima dal mare dell'anno scorso alla montagna. Alla montagna. Beh, Trieste è sempre, diciamo, il nostro territorio è al centro di questa manifestazione che coinvolge infatti 3 teatri triestini che in una bellissima sinergia da 5 anni, quindi ormai siamo raggiunti alla 5ª edizione, si mettono insieme per offrire qualcosa alla cittadinanza e naturalmente ai turisti che così affollano numerosi già da adesso le strade triestine. E quindi, essendo legati al territorio, l'anno scorso abbiamo fatto qualcosa tutta legata al mare, quest'anno invece ad aprire la rassegna e poi con 3 repliche che saranno a ogni inizio, perché noi abbiamo dei weekend, abbiamo 3 weekend, a parte quello di Bloomsday che storicamente è dedicato ovviamente a Joyce. E quindi a parte in questi 3 weekend proponiamo questa nostra produzione collettiva che quest'anno verte intorno all'alpinismo. E quindi l'alpinismo naturalmente a Trieste, c'è una bellissima mostra, quindi è partita da un'intuizione di Anna Krekic che ha curato questa bellissima mostra che anzi invito a vedere tutti i nostri concittadini e anche chi passa per Trieste, che appunto sulle queste famose radici, diciamo, di montagna di Trieste, no? Che uno dice è una città di mare però di cittadini che amano moltissimo camminare e scalare. Vero. E quindi con una tradizione anche storica di un'evoluzione, diciamo, dell'alpinismo dai primi momenti. Adesso noi pensiamo all'alpinismo come qualcosa di atletico, no? Di qualcosa di raggiungere sempre qualche cosa che superi l'individuo, raggiunga cose sempre più estreme, esatto, no? Parliamo di gradi sempre più estremi. Fra l'altro ho scoperto pareti sempre più verticali, ma che vanno oltre i verticali, perché io pensavo ci si fermasse al Sesto e invece proprio fra l'altro a Trieste con le falesie appunto di Luino Aurisina si va oltre il Sesto, ma ho scoperto che ci sono molti altri gradi oltre il Sesto e ci sono naturalmente adesso diciamo anche degli alpinisti non italiani che hanno raggiunto un'eccellenza in questo. E quindi raccontiamo diciamo una persona più in età che accompagna un bambino, gli racconta queste vicende di grandi personaggi, uomini e donne, perché ci sono anche donne che anche hanno perso la vita giovanissime, che scalavano montagne come seconde ma poi come prime, perché ovviamente ognuno vuole avere anche naturalmente il primato, no? Di essere primi di una cordata è sempre importante, sempre cominciano come seconde ma poi è prestigioso arrivare. E quindi tutta la filosofia legata anche all'alpinismo. Io vorrei ricordare appunto i 3 teatri che sono coinvolti, il titolo è Trieste verso le vette, che anche devo dire un titolo ottimistico, perché quindi noi speriamo sempre in una nostra città che sia indicativo. E appunto ogni struttura mette un attore a propria disposizione perché il testo è bilingue, quindi naturalmente con i sottotitoli, con tutte le tecnologie che adesso ci permettono di vedere spettacoli anche in più lingue, le lingue sono mescolate e quindi anche questo è una grande cosa, ci piace moltissimo. Il regista è Lino Marrazzo, che è anche direttore artistico di Trieste Estate, che è la cornice. No? E infatti volevo proprio dire questo, che rientra tutto nell'ambito del cartellone di Trieste Estate, che è stato presentato nei giorni scorsi, alla presenza anche dell'assessore Rossi, e che ripercorre per quanto riguarda i mesi caldi e diversi luoghi della città, dal Museo Sartorio a Piazza Verdi, che sarà un po' il cuore pulsante, però ci sono tanti punti dove poter andare a partecipare ad attività le più diverse. È vero, questo è, diciamo, dell'assessore Rossi è una grande intuizione di aver anche il Giardino Sartorio, dopo 5 edizioni della rassegna, appunto in collaborazione con il Comune, è molto cambiato, è stato abbellito, è stato risistemato. Adesso è un piacere, diciamo, lavorare per noi, diciamo che lavoriamo nell'ambito artistico all'interno, e quindi veramente la dotazione tecnica, quindi insomma solo noi, anche San Giusto naturalmente sarà coinvolto in Trieste Estate, quindi è una bellissima manifestazione di cui siamo orgogliosi. Poi ci saranno altre ospitalità però, dopo questo spettacolo che abbiamo in comune, poi ci saranno sia spettacoli nostri che anche degli altri teatri. Noi proponiamo
con due attori molto amati che sono Marzia Postogna e Maurizio Repetto, che è un attore nato con noi ma che poi si è trasferito nel Lazio, ha fatto tutta la sua carriera nel Lazio, ma che adesso molto spesso torna da noi come ospite, e faremo un autore francese che è Eric Assou, molto noto, molto rappresentato, con anche qui un titolo benaugurante, perché noi siamo molto ottimisti e vogliamo portare serenità in un momento che diciamo il nostro mondo ne ha tanto, che si chiama proprio La felicità, che è appunto la ricerca appunto della felicità, naturalmente è una coppia con vari colpi di scena e vedremo come si svolge. Invece gli altri teatri porteranno, allora, il secondo weekend, a parte quello di Bloomsday, sarà del Miela, e porterà due spettacoli molto belli. Uno è sull'Eneide, che l'Eneide, siamo tutti figli di Troia, intesi naturalmente come la città, e quindi di questa grandissima opera che viene ripercorsa con da un attore con ovviamente come teatro di narrazione, e quindi come in una maniera popolare, quindi come il teatro di narrazione, e viene riproposta naturalmente in momenti anche comici o drammatici, come è di fatto una grandissima narrazione l'Eneide. Sì. Poi ci sarà Bertolino. Ma quindi verrà diciamo trasposta con gli occhi. Con gli occhi certamente, anche perché diciamo è molto lunga e appassionante. Io fra l'altro lo svelerò qui, l'ho riletta recentemente ed è appassionante da leggere, come magari a scuola non ti indicano quando la traduci, sei più la sofferenza che il godimento. E dopo invece ci sarà uno spettacolo di Bertolino, che è Enrico Bertolino, che è un comico che conoscete tutti, una produzione Bonaventura, e quindi anche questo sarà un appuntamento veramente bello e divertente. Risate piene. Risate piene, dopodiché lo sloveno produrrà una commedia molto bella di Gio Di Pietro, che anche questo è un autore americano pluripremiato, è una commedia. E dopo ancora uno spettacolo che anche questo è comico, con Franco Corosces e altri attori, che è sui cevapcici. Ah, però. Sì, da un'idea di Sabrina Morena, vogliamo sottolinearlo qui, che cioè la storia dei cevapcici, che i triestini considerano molto propri, un'invenzione culinaria che appartiene completamente al territorio, invece non è vero, e quindi viene raccontata naturalmente in modo assolutamente comico la storia e la composizione della nostra società attraverso questo piatto iconico, come si suol dire. Sì. E poi ancora un'ultima produzione ospitata dallo sloveno, che è una produzione del Teatro Stabile Friulano, con cui è nata tra lo sloveno e questa istituzione prestigiosa una collaborazione molto intensa. È un testo di Gioia Battista, che è appunto una drammaturga triestina di cui conosciamo, ha lavorato un po' con tutti noi, e che appunto riprenderà ancora una volta delle bellissime poesie di Pasolini e parlerà sempre del nostro territorio. Ok, quindi questo è, diciamo, il programma di tutti i teatri. Di questi tre teatri che si mettono insieme per questo. Naturalmente il senso poi di questa manifestazione è prima di tutto le sinergie tra di noi possono portare a qualcosa di buono, a una crescita, a proporre delle cose interessanti, innovative, con il coinvolgimento del pubblico, e quindi lavorare insieme è qualcosa che aiuta a crescere, no? Noi siamo tutti teatri che lavoriamo a livello nazionale, portiamo i nostri spettacoli dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia, ma qualche volta è più difficile lavorare in casa, invece in questo caso è veramente un piacere. Invece con le altre regioni si riesce a trovare comunque un'intesa anche per potersi confrontare e scambiare a livello proprio di opere, allora, noi calendari che si possono incrociare. Noi, allora, la Contrada ha anche una partecipazione nel Teatro Duse di Bologna, per cui noi, diciamo, la nostra vocazione è portare i nostri spettacoli
Quest'anno avremo la nostra produzione di punta dell'anno scorso, Pazza, al Teatro Quirino di Roma, toccherà tantissime altre città importanti, torneremo a Torino, quindi sicuramente le sinergie a livello nazionale sono molto importanti, così naturalmente la versione internazionale del Teatro Stabile sloveno e naturalmente il Miela, che lavora molto intensamente in regione a collaborazioni con Milano, perché per esempio il regista Navone dello spettacolo di Bertolino ha insegnato penso per 30 anni alla scuola di recitazione più importante di Milano, il loro direttore artistico, quindi i rapporti con le altre regioni sono molto proficui, quando non addirittura di coproduzione. Noi coproduciamo con l'Emilia Romagna, coproduciamo con la Sicilia, coproduciamo con Lazio, quindi diciamo i rapporti sono molto stretti. Io le volevo domandare questo: in che modo il teatro affronta i cambiamenti culturali, i cambiamenti tecnologici e sociali, perché il teatro è uno specchio della società. Se si fossilizza su ciò che invece è stato il passato, fa bene a ricordarlo, ma resta fermo lì. Oggi? Allora, diciamo che la peculiarità del teatro è sempre il rapporto dal vivo, cioè ci sono persone umane che ci raccontano qualche cosa in qualche forma. Questo non vuol dire non utilizzare le tecnologie, anche noi per esempio la presenza di tantissimi video, per esempio anche a cura di Mario Bobbio, che ne ha fatto l'accurato per le vette, per Trieste verso le vette, è già un'impronta diciamo tecnologica, ma anche naturalmente l'intelligenza artificiale, ma anche la presenza di telecamere all'interno dello spettacolo. Se lei mi chiede una posizione personale sulla tecnologia, quando io sento una distanza, allora la tecnologia sul palcoscenico certe volte non mi piace o addirittura mi irrita. Quando ci sono certi spettacoli che la tecnologia è un mezzo che mi emoziona, allora venga la tecnologia anche nella forma più estrema, però l'emozione deve essere sì, deve essere qualcosa che va al di là. Quindi la tecnologia è un mezzo. Una volta costruivamo le scenografie con legno pieno, come i mobili di casa, adesso non lo facciamo più, quindi possiamo tranquillamente utilizzare tutto ciò che l'ologramma. Il video stesso che diceva prima. Qualsiasi, adesso non so, c'è uno spettacolo per esempio in cui ci sono dei piccoli personaggi in ologramma per esempio, quindi tutte le tecnologie sono benvenute se hanno però una ragion d'essere all'interno di un'emozione che deve essere, in cui il pubblico deve essere catturato. Anche l'alterazione della voce, che può in qualche modo dissociare la fonte da ciò che percepisco, però rendere magari il messaggio lo stesso pulito. Assolutamente. Voglio comunicare qualcosa con una voce diversa, non è la mia, ma ti arriva lo stesso. Per esempio adesso diciamo, è molto importante il sound designer in questi nostri anni, già da ormai una decina d'anni, è una professione fra l'altro che è diventata molto specifica, e se noi vediamo per esempio delle serie o dei film e ascoltiamo senza guardare solamente attenzione all'immagine, ma ascoltiamo quel tipo di accompagnamento, di rumori, di musiche, di atmosfere, come vengono trasformate, modificate tramite strumenti elettronici, questo viene usato moltissimo anche in teatro. Ok, quindi c'è una mano, però di base, come diceva lei prima, il teatro è contatto dal vivo, o se non contatto comunque almeno presa di coscienza che siamo di fronte l'uno con l'altro, e quindi anche ridurre la distanza su ciò che ti dico e ciò che tu ascolti da parte di chi è. È così raro ormai avere dei contatti umani che il teatro è un momento meraviglioso per questo, e che ci ha salvato a differenza di altre. Il cinema che continua ad avere una grossa crisi, il teatro magari modificandosi e anche il pubblico oscillando, magari certe cose diventano di nicchia, no? Certe che andavano, certi classici che andavano moltissimo nel passato non sono più così facilmente offribili al pubblico, però questo contatto resta. Quando si pianifica una stagione o comunque una rassegna si mescola un po' tutto, no? Immagino, cioè accontentare un diverso tipo di pubblico proprio in questo tipo, dal comico al dramma, dal dialetto ad altro, insomma. Il nostro lavoro è cambiato tantissimo negli ultimi 10 anni,
nel bene e nel male, nel senso che una volta i teatri proponevano un numero limitato di spettacoli ma con una linea artistica molto definita. Sì. Invece adesso, proprio perché anche si vuole stimolare il pubblico, è un'offerta molto variegata, spesso multidisciplinare, e quindi magari per periodi più brevi, ma si colgono più pubblici. Però non c'è il rischio di una sorta di perdita di identità in questo modo? E per questo noi facciamo Let's Play Tre Teatri a Teatro. E qui torniamo al punto iniziale. E torniamo al punto iniziale, perché noi teniamo tantissimo, per esempio come Contrada, la nostra identità, come lo tengono tutti i teatri, chiaro. naturalmente. Non sto facendo naturalmente certo. una classifica, ovviamente, però noi ci chiamiamo la Contrada Teatro Stabile di Trieste perché il legame con il territorio vuole continuare a essere forte, quindi una comunità di riferimento, e quindi vogliamo avere ancora anche con spettacoli popolari, ma che accolgono un pubblico diversificato, e che sia possibile avere accesso ai prodotti culturali anche a fasce di pubblico meno acculturate, meno elitarie, che hanno più facilità, diciamo, che devono avere più facilità di incontrare prodotti culturali per crescere, una comunità che cresce. È soddisfacente la risposta estiva del pubblico? Dipende molto dagli spettacoli, anche lì è una scommessa che non è mai, è sempre una sorpresa. Qualche volta abbiamo presentato anche spettacoli per fasce giovanili, per bambini, e quindi dipende Certo. Se quel giorno piove, Esatto, e infatti se il anche il giorno meteo vanno fa. al mare, ma noi siamo sempre fiduciosi. Mentre durante l'anno si lavora comunque alacremente per, diciamo, la parte autunno-inverno. Sì, noi il teatro è divertente perché tu progetti, insomma, come dire, ci auguriamo tanta buona salute, perché noi abbiamo già programmato il 26 e il 27, insomma tutti i teatri programmano, Sì, soprattutto sì, per ci il si muove per Ministero. tempo, chiaro. Ecco, e quindi sì, c'è un bene e un male, perché tu investi molto prima di diciamo, ottenere, diciamo, la giusta soddisfazione, se vogliamo dire così, però è la norma, è così, noi progettiamo con molto anticipo. Sento dire che il pubblico del teatro è sempre più esigente. Cosa vuol dire esigente però? Cioè è alla ricerca di qualità o è alla ricerca, come dicevamo prima, di varietà? Allora, il pubblico triestino è un pubblico esigente perché è un pubblico abituato a vedere tantissimo. Ecco, forse è quello. Assolutamente, sì. Abituato quindi bene, anche fra per esempio virgolette. nella musica, musical, per esempio certo. Sì. per cui se viene qualcuno a cantare non è come andare in qualsiasi posto, cioè anche appunto un pubblico che non è un esperto sa perfettamente cosa sta ascoltando, e così vale anche per il nostro pubblico della prosa. Poi è vero che diciamo c'è anche un abbassamento della competenza culturale e teatrale, bisogna dirlo, cioè, questo forse è anche frutto di una come dire, di studi diversi che noi abbiamo Certo, fatto scuole e di che pensiero. forse non sono più attuali, cioè studiano altre cose, non c'è quella formazione, se vogliamo dire così, umanistica, così profonda, quindi presentare alcune cose è difficile, come dire, è un po' come giocare a scacchi, ci sono tantissime variabili, quindi qualche volta vai a meta, qualche volta fai scacco matto, qualche volta no. Si coinvolgono i giovani anche attraverso le scuole? È un'attività anche che... questo è una cosa difficile. Difficile, eh? Difficile perché ci sono insegnanti che portano a vedere i ragazzi anche cose non perfettamente legate al programma, e sono quelli che mi piacciono di più, che osano un po' di più, sia nel divertente, voglio dire, che nel particolare teatro contemporaneo. Per esempio, presentare teatro contemporaneo alle scuole è difficilissimo. Gli insegnanti tendono a portare i ragazzi a vedere il classico, fondamentalmente perché è attinente al programma. Sì, diventa quasi più didattico. Sì, diventa più didattico, e devo dire che i ragazzi si sentono un pochino massa. Sì, un po' a scuola. Un po' a scuola, adesso anche qui non è criticare gli insegnanti, certo. però se posso lanciare un sassolino, abbiate coraggio, portateli a vedere forse delle cose anche diverse, più variegate, che forse aiutano a formare un gusto. Ma i ragazzi si avvicinano al teatro più per passaparola o per curiosità? Cioè chi si presenta come colui o colei la quale vuole lavorare in una compagnia, vuole far parte di una compagnia, vuole diventare un attore?
Guardi, è la stessa cosa che fare l'ingegnere o fare l'architetto o il giornalista. Cioè si comincia bisogna avere mettersi professionalità. nell'angolo e rubare con gli occhi. Questo sicuramente, avere tanta umiltà e lavorare tanto. Questo non hanno spesso la possibilità i giovani, perché le tournée si sono ridotte, sono di meno giornate, quindi hanno meno possibilità di mettersi in gioco. È un mestiere, forse ho sbagliato a dire come giornalista, è un mestiere artigianale, però bisogna essere professionalmente preparati. Ma poi mi ha molto colpito un attore, un fiore di professionista, che mi parlava e mi diceva io devo allenarmi continuamente, se sto un periodo senza lavorare sono in ansia, non solo diciamo ovviamente perché vive di quello, certo, ma perché non si allena. Lui parlava di recitare come un allenarsi. Cioè si rischia di perdere. Si rischia assolutamente di perdere perché certo ci sono quelli baciati dalla fortuna che hanno un talento cristallino, un talento estremo e che però il 90% è tanto lavoro. Tanto lavoro. Tanto lavoro, tanto allenamento, tanta professionalità, tanta umiltà. E poi c'è tutta una componente emotiva che può giocare a favore o a sfavore. Questo lei ha toccato una cosa molto interessante. Gli attori migliori sono quelli che hanno una connessione della mente con qualche cosa che non è il cuore, come si intende, ma è proprio, gli attori dicono la pancia. La pancia, sì, proprio i cinesi dicono il chi, quella cosa che sta sopra il diaframma, che permette di respirare, che permette di mettere in connessione quello che è il tuo io interno con quello che è fuori. Prima di chiudere, appuntamento con Let's Play, diamo i riferimenti. Let's Play, diamo i riferimenti. Allora, potete comprare i biglietti ovunque, Sartorio, Ticket Point, Miela, Sloveno, La Contrada. L'appuntamento, il debutto di Verso le Vette il 5 di giugno, a seguire sono 3 weekend, a parte quelli del Bloomsday. Del Bloomsday, che è dedicato a Joyce, come abbiamo detto. Il tutto rientra nel cartellone di Trieste Estate, che comunque poi darà nel corso dei mesi estivi e anche a settembre la possibilità di avere un'offerta variegata sul territorio, non solo il teatro ma tanto anche altro ancora, e per lo più comunque esibizioni anche musicali dal vivo, ed è un po' anche la caratteristica bella di questa rassegna, è proprio quella di dare lo spazio fisico, materiale e la possibilità di vedere proprio tutti quelli che poi si impegnano tanto nelle piazze quanto nei teatri. Ancora l'assessore Rossi, l'assessore Tonel, che ci è sempre stata a fianco in questa iniziativa, naturalmente anche il logo è rubato al Comune di Trieste, perché appunto Let's è il Museo della Letteratura, e quindi ringraziamo anche loro della possibilità di declinarlo in Let's Play. Grazie a Lidia Amabilino, Presidente della Contrada, grazie, e ci vediamo prossimamente per descrivere altre iniziative. Noi ci fermiamo qui, grazie a tutti per averci seguito e un buon proseguimento con i programmi di Tele4.